Questione coronavirus anche nel mondo dell'impresa, in particolare andiamo a sentire quello che sta accadendo nel cluster arredo case del Friuli Venezia Giulia. Molte le aziende operano anche verso il Medio Oriente e l'Estremo Oriente, in particolare la Cina, come ci spiega il direttore Carlo Piemonte. Diciamo che qui è una questione di economia veramente nazionale, si parla di una situazione per cui vedere disdette negli hotel, vedere dubbi sulla nostra capacità di reagire agli ordini, sono cose che fanno male, perché in un weekend è stato smontato quello che noi in anni e anni di lavoro portiamo avanti. Le nostre fabbriche ci sono aperte, hanno voglia di fare, sono pronte a reagire. La cosa importante da sottolineare, e l'abbiamo sentito in tutte le varie salse, non ci sono per fortuna casi in regione, però di certo la paura c'è e chiaramente anche il lavoro, no? Le richieste sono calate nettamente, non tutti i lavori si possono fare, come si dice, da casa. Ma sicuramente proprio lo smart working, secondo me è smart vuol dire intelligente. Oggi è intelligente lavorare in azienda, lavorare insieme, seguire quelle che sono le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, lavarsi le mani, ma stiamo vivendo un periodo che non è così diverso da esattamente mercoledì scorso o giovedì della scorsa settimana, quindi la produzione c'è, siamo una regione di manifattura, siamo una regione di turismo, siamo una regione di cultura e va sostenuta, e l'ha fatto sapere agli altri, perché siamo stati veramente veloci a comunicare quello che andava così in modo negativo, ma dobbiamo essere più veloci, più forti a comunicare che ci siamo. Sì, da molte aziende dell'area del cluster operano con la Cina e viceversa. Vi state, immagino, come ha sottolineato lei, già movimentando, anzi operando per quanto riguarda tutte le misure del caso, no? Assolutamente sì, la Cina sta riprendendo piano piano, ha messo le 4 frecce per un mese, ma la Cina quando riparte come Cina. Quello che a noi interessa è far sapere ai nostri partner primis europei, perché ricordiamoci che un buon 70-80% finisce in Europa il nostro prodotto, che le nostre aziende ci sono, che stanno producendo, che certe scene che vengono diffuse nei telegiornali internazionali sono molto localizzate in questa regione, ad oggi non ci toccano, quindi diamo la credibilità che abbiamo, e ce l'abbiamo.